Nasce nel Polesine la nuova associazione di tutela dell'acquacoltura Pescagri, sostenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Quello ittico è un settore fortemente in crisi che ha subito le conseguenze della pandemia e della guerra, ma soprattutto della crisi climatica. Oggi purtroppo è un momento grave, è un momento che è figlio di una pandemia, figlio di una guerra, ma figlio anche di un problema climatico che complice la siccità sta defalcando le produzioni dei nostri pescatori, e quindi oggi appunto l'obiettivo è essere qui presenti su un territorio per dimostrare il nostro impegno e la nostra forza nel portare avanti le istanze, portarle nei tavoli dovuti, governativi sia regionali ma anche istituzionali a livello ministeriale. Secondo i dati di CIA Agricoltori, un chilo di vongole veraci oggi costa oltre 15 euro all'ingrosso, che diventano 20 euro quando venduto al dettaglio, con un aumento del 40% rispetto al 2021. A lanciare il grido d'allarme sono CIA Veneto e Pescagri, nuova associazione con sede nel Polesine, fortemente voluta da CIA Agricoltori, che porta come missione la tutela degli ecosistemi ittici. CIA, che è conosciutissima come Confederazione Italiana Agricoltori, non aveva il settore ittico, perciò ha pensato di crearlo e ha dato a me questa responsabilità che io ho accolto molto volentieri, perché io mi sono sempre occupata del settore ittico e dell'acquacoltura. Porto Tolle è una zona, diciamo, ricca e corposa sul settore specialmente dell'acquacoltura, anche se oggi dobbiamo purtroppo focalizzarci sulle criticità, che sono molte. Il settore sta vivendo veramente un momento difficile, come tutti i settori economici in Italia, ma l'acquacoltura è molto penalizzata. Io come nazionale auspico sempre che ci sia collaborazione tra le associazioni. È proprio nelle lagune del Delta del Po che si concentra la quasi totalità degli allevamenti di vongole veraci nel paese. Sono 1500 aziende del territorio che lamentano il rischio di mancati redditi. La nascita di questa nuova associazione dunque è un segnale di attenzione e sostegno nei confronti dell'acquacoltura, fondamentale per questa area del Veneto dove il settore agroittico rappresenta un'eccellenza. Questo territorio è assolutamente vocato al settore ittico e a quello che è il, diciamo così, il risvolto economico legato a questo ingranaggio fondamentale di crescita di questo territorio. Noi come CIA siamo a supportare i nostri associati, siamo a supportare questo importantissimo tassello dell'economia sociale, ambientale ed economica di questo territorio, però siamo anche a chiedere di essere abili ad intercettare fondi, ad intercettare risorse che possano garantirci un futuro roseo, che possano garantirci di poter lavorare anche nei prossimi anni. Auspichiamo che le amministrazioni locali e che i politici possano dare un contributo a quella che è la situazione drammatica di questo momento e aiutare il settore ad uscire da un momento di forte criticità.